Benvenuti in un nuovo episodio di Espresso Podcast. Basta, non è mia ok, no. possiamo procedere. Ok, no, togliere un dubbio. stavamo parlando di consigli. Parlavamo di odontoiatria, devo dire, sì. Esatto. Perché stasera infatti siamo con Giulio. Presentati brevemente per capire un pochino, far capire e farti conoscere. Ci siamo partiti? Sì, siamo Se te lo partiti. stai chiedendo, sì, siamo partiti. Cazzo. Raccontati un po'. Allora, mi chiamo Giulio, caro tenuto, e ho 27 anni e nella vita sono un odontoiatra, o più comunemente un dentista. E attualmente lavoro allo studio con mio padre, lavoro su una clinica a Napoli e poi sono al Policlinico in chirurgia orale. Oggi sono qui con voi perché vi voglio raccontare un po' dell'esperienza che ho fatto negli ultimi 3 anni, che è un'esperienza che mi ha cambiato la vita. Un'esperienza che è frutto di una ricerca continua, di un desiderio d'amore, ma non di riceverlo, più di darlo che di riceverlo. Quando ho iniziato a fare questa esperienza credevo di doverne dare tanto, non sapevo cosa avrei ricevuto, invece poi ne ho ricevuto tantissimo. Io 3 anni fa, nel pieno della pandemia della prima ondata, al termine della prima ondata, comincio a cercare su internet quelle che possono essere delle possibilità per uscire fuori, per andare fuori, per viaggiare, e decido di intraprendere un percorso, cioè di andare alla ricerca dell'Africa, scoprire l'Africa, catturarne i profumi, gli odori, la cultura, tutta la storia, no? Che ci è stata sempre raccontata un po' nei film, un po' nei cartoni. Vedete il libro della giungla, il Re Leone. E allora io arrivo lì e credo di trovarmi in un film, perché effettivamente è quello che poi trovi. Da quando sono atterrato, da quando ho messo il mio primo piede in Africa, ho capito che lì era il mio posto. Ho voluto mettermi in gioco e sono stato ripagato con una quantità di amore che forse è incommensurabile e inspiegabile a parole. Oggi io, come presidente di questa associazione che ho fondato 6 mesi fa, Aisha Foundation, ho degli obiettivi che sono vari. Il primo viaggio in Africa è stato fatto in Tanzania insieme a un'altra organizzazione che si chiama Gocce d'Amore. Questa associazione ha sede a Salerno in Roma e mi ha dato la possibilità di atterrare in Tanzania, a Zanzibar nello specifico, e di compiere una missione di tipo umanitario. Quindi noi fondamentalmente eravamo andati lì per dare supporto agli asili, ai bambini, alla popolazione locale in maniera del tutto, diciamo, umanitaria, quindi senza nessun tipo di impostazione medica. Quando invece poi seppero che mi occupavo di odontoiatria e di chirurgia, mi diedero la possibilità di operare e di lavorare all'interno degli asili. Lì bisogna un po' immaginarsela così. L'Africa è come ve la immaginate, ma forse anche peggio. Nel senso che praticamente non c'è nulla. Non c'è nulla, non ci sono infrastrutture, non ci sono possibilità per le persone di essere normali, nel senso non hanno scuole, non ci sono strutture, non ci sono strade, quindi i bambini la mattina camminano sotto il sole rovente per arrivare a scuola, per le poche scuole che ci sono. Le scuole che ci sono state messe lì da organizzazioni esterne, quindi c'è un'organizzazione che fa capo a Tizio, che ha sede in Campania, che costruisce un ospedale, per esempio a Zanzibar, a Giambiani, che è un paesino di Zanzibar. Da Giambiani l'asilo successivo si trova a 60 km, il che vuol dire che se ci sono 10.000 bambini in quella zona e la scuola è per 400 bambini, gli altri restano a casa. Quindi capirete com'è complicato, no? E allora quei pochi che hanno la fortuna di andare a scuola lottano per andare a scuola. Non c'è quello che vediamo qui, no? Qui si parla tanto di abbandono scolastico, si parla, ma anche banalmente, anche io quando ero più piccolo, sai, mi scocciavo di andare a scuola, dicevo, certo, dove vado? E voglio giocare, voglio stare in giro. Invece loro non solo vivono in una situazione dove veramente soffrono la fame,
dove soffrono per una serie di problematiche che nascono sul territorio, loro lottano per andare a scuola, quindi camminano sotto il sole rovente, arrivano nelle scuole e vogliono studiare. Quello che loro vogliono è apprendere, vogliono imparare per poi poter emergere, uscire fuori da quelle etichette che hanno da quando nascono. Loro hanno delle etichette, delle verità e dei destini già cuciti addosso, prima ancora di nascere. Madonna santa. Allora Giulio, ti spiego, per noi fare episodi del genere, parlare di queste cose, per noi è sempre un po' complicato come persone, perché Giovanni questa cosa la dice spesso, anche una parola è di troppo, cioè nel senso, sono delle cose che noi chiaramente non possiamo capire. Esatto. Penso Mi hai citato, che bello. Sì, sei la mia stella polare. Che bello. E non possiamo capire, nemmeno tu, prima che andassi lì. Deve essere stato abbastanza d'impatto, in effetti, trovarsi di fronte ad una situazione Cioè, così diversa. da privilegiato, capito così che dico? diametralmente Ma opposta. allora vi devo far capire una cosa. Parliamoci chiaramente. Io vengo da una situazione non agiata di più, nel senso che ho avuto la fortuna di studiare e lavorare fuori prima di rientrare qui. Io ho studiato a Madrid, sono stato fuori per ben 6 anni e mezzo, 7 anni, quindi comunque vengo da una situazione molto comoda, tra virgolette, no? Quindi agiata. Andare lì per me è significato mettermi in gioco. A me non piace avere le cose, forse no, piaceva un tempo, oggi non mi piace più avere le cose facili, mi piace lottare per quello che faccio. Da lì il mio desiderio di dare a queste persone. Tu dici che non è facile capire, probabilmente è vero, probabilmente anche quando io ci penso dico non riesco a misurare effettivamente quanto quelle persone non hanno rispetto a noi, perché per noi è una banalità adesso parlare in questo microfono, avere le luci attaccate, lo schermo dietro, i computer, le telecamere, tutto elettronico, no? Tutto ricaricato, oppure tutto attaccato alla presa della corrente, quando poi lì non hanno neanche la luce. Certo. Io sono stato in case a Zanzibar, alla prima esperienza, dove Gocce d'Amore regalò e donò a queste popolazioni in diciamo territori selezionati dei pannelli solari. Li donò perché e ne affidò appunto la messa in funzione a degli operai di lì, anche per incentivare il lavoro locale, e portammo la luce all'interno delle case di queste persone. E io ho una foto infatti sul profilo dove c'ho un bambino in braccio sorridente perché nella stanzetta gli avevo messo la luce. E quindi, ma un bambino che forse sarà stato alto quanto te, preso in braccio, 100 kg di bimbo, e veramente mi ha dato una gioia enorme, enorme, perché con pochissimo noi abbiamo fatto la differenza. La differenza si fa attraverso una serie di cose. Come dicevo all'inizio, in Tanzania, quando loro seppero che io ero un odontoiatra, mi diedero la possibilità di operare, mi diedero la possibilità di lavorare con loro. Ovviamente dovete capire che qui abbiamo le infrastrutture e i materiali che necessitiamo per operare, per fare anche diagnosi, piuttosto che trattare. Lì invece non è niente. Lì per sciacquarsi e per, diciamo, espellere i fluidi corporei dalla bocca, quindi che possono essere saliva, sangue, eccetera, eccetera, si utilizzava un grande secchio gigante, messo praticamente al centro, e ogni paziente si alzava dalle seggioline che praticamente utilizzavamo e andava a sputare e tornava sulla poltrona. Là. Occhio. E tornava al posto. E tornava a posto. E vabbè, ve lo dico. Allora, com'è nata Aisha? Esatto. Più che altro, c'è che Aisha. Non solo un ragazzo di 27 anni che agiato, che già al lavoro, insomma, già posizionato nella società, si poteva fare i cazzi suoi e andare avanti per... A un certo punto dice, ma sai che c'è? Mi apro un ente benefico. Allora, che succede? All'interno di questi asili, perché noi praticamente camminavamo con questi pullman, arrivavamo negli asili, arriviamo a Giambiani e in particolare all'asilo di Kibidigia.
Kibidigia è un bel paesino, un bel villaggio che si trova sul mare, a Zanzibar, molto bello, dove allo sfarzo dei villaggi costruiti da esteri, cioè da stranieri e paesi dell'est Europa, principalmente Russia, si contrappongono le situazioni devastate dei villaggi, quindi case scoperte, distrutte, con i tetti fatte di foglie di palme, di alberi di palma, quindi praticamente con le persone che dormono e gli piove in bocca, piuttosto che appunto, come vi dicevo, senza luce, senza acqua corrente. All'interno di uno di questi asili, un giorno, una mattina, io avevo praticamente i miei pazienti tutti seduti sotto al sole rovente, 40 gradi, 45 gradi, e tra questi c'erano molti bambini e molte bambine. E a un certo punto io ero all'interno di una delle aule dell'asilo facendo delle cure e comincio a sentire urlare. Una donna urla, si dimena e comincia a sbattere le mani contro praticamente la porta di legno che ci separava tra la parte esterna e la parte interna. Comincia a urlare qualcosa in Swahili che io ovviamente non riesco a capire, lungi da me a capire lo Swahili. Arriva il traduttore, l'interprete, dopo circa un'ora che questo aveva cominciato praticamente a urlare e a fare casino, e questo mi spiega che tiene la bambina, la figlia, che non mangia da 2 o 3 settimane e ha perso un sacco di peso, quindi ha sviluppato un'anoressia data da un problema che aveva in bocca. L'anoressia lì vuol dire che muori, perché non c'è la possibilità di somministrare liquidi o portarla in ospedale e darle praticamente una serie di nutrienti per via parenterale, quindi attraverso il sistema circolatorio. No, lì muori. Quindi ovviamente lei era impaurita. Viene la bambina, la guardo, la visito e ha una serie di lesioni disseminate per la bocca, come delle piccole palline. Tutte palline che si vedono praticamente sotto la mucosa. Io le avevo già viste sul libro, quindi certo. nel senso, era la mia prima missione dopo 6 mesi che lavoravo, capirete che per quanto potessi saper fare, ero all'inizio. E allora mi confronto con il capitano, diciamo, di questo pool di medici che stavano lì con noi, il dottor Nofal, e dico: Doctor, io non so come procedere, mi vuole dare una mano, magari la operiamo, capiamo cosa possiamo fare. Allora apriamo, tagliamo un po' e operiamo la bambina, rimuoviamo queste lesioni, suturiamo e la mandiamo via. Lì avevamo anche dei farmaci praticamente raccolti da loro lungo praticamente il continente tanzaniotto e portati lì per essere messi a disposizione apposta dei pazienti. La bambina, dopo 2 settimane, poco prima che io partissi, vado a trovarla a casa e all'ingresso trovo la mamma. La mamma mi vede arrivare: oh doctor, merci beaucoup. E mi abbraccia e mi regala una collana che non sono riuscito a trovare, con il dente di squalo, praticamente per come ricordo che io poi il dente, sai. E chiede all'interprete: ma vuoi dirmi come si chiama sta bambina? Lei la troviamo tutta sorridente, tutta contenta e soprattutto stava mangiando in quel momento. Le tolgo la sutura, la disinfetto, vedo che sta bene e dico: ma com'è che si chiama? Si chiama Isha. E allora da lì io fu proprio un segno premonitore. Io da quel momento non sono riuscito più a non tornare. Pensate che io feci la prima missione a Ferragosto del 2021 o 2021 forse. La prima missione, la seconda missione la feci a dicembre dello stesso anno, la terza la feci a marzo dell'anno successivo, la quarta l'ho fatta a luglio. Hai proprio questo richiamo. Quindi l'ho fatta ogni 3 mesi, perché proprio perché mi diede una gioia immensa, incommensurabile, il fatto di averla, tra virgolette, salvata. Certo. Ed è quindi
quello il fuoco che mi arde dentro, è quello che mi ha spinto per fondare questa associazione che si chiama Isha. La mia curiosità, sentendo queste storie, è sempre quella di scoprire e di capire com'è possibile che magari sono i media che protraggono questa immagine dell'Africa rurale, di persone sempre felici, costantemente felici, allegre, perché si dice che... com'è il detto? No, non sì. sai... Vabbè, non ricordo adesso, non voglio fare una vongola. Comunque, non so, è vero, è uno stereotipo il fatto che lì praticamente la tristezza non si sa nemmeno cosa sia. Allora, diciamo che sì e no, nel senso, è uno stereotipo sicuramente, perché è normale che ovunque troviamo qualcuno che è un po' più triste o un po' più felice, ma è anche vero che hanno uno spirito così resiliente, un animo così resiliente che riesce ad adattarsi a qualsiasi tipo di difficoltà. Loro trovano, e parlo dell'Africa perché è la terra che ho conosciuto io e che ho visitato più volte, ma paesi così ce ne sono disseminati in tutte le parti del mondo e li troviamo anche in Italia, perché non dimenticatevi che le zone più povere d'Italia hanno grandissime difficoltà che forse non riguardano l'acqua corrente e la luce, ma poco ci manca. Certo. Quindi dobbiamo prestare attenzione a questo. Sicuramente, per quello che ho visto io, l'Africa è un luogo felice. Loro cantano spesso Jambo Buana, cioè benvenuti, ciao, benvenuti, Jambo Buana, Habari gani nzuri sana, cioè come stai? Sto bene. E dice wageni bijwa, quindi siete i benvenuti voi viaggiatori. E poi alla fine dice Hakuna Matata. Hakuna Matata è il loro motto. Loro ti dicono Hakuna Matata per qualsiasi cosa. Cioè tu gli dici sei uno stronzo. Hakuna Matata. Hai fatto questo Hakuna Matata. Cioè è un loro intercalare per dire scialla, vivitela. E tornando al discorso di prima, loro sfruttano ogni difficoltà. Ho trovato dei bambini in delle pozzanghere grandi quanto laghi, fatte al centro delle strade, perché ragazzi non hanno l'asfalto, non hanno le strade, hanno delle distese sterrate, e quelle distese sterrate, appunto essendo terra, quando piove si fanno dei laghi, quindi le macchine non possono passare, ma i bambini ci si tuffano dentro, Ci giocano, si divertono. ci giocano, gli adulti ci giocano, si divertono, quindi loro fanno di necessità virtù sotto il profilo, diciamo, ludico, come questo che vi ho fatto l'esempio delle pozzanghere, fino ad arrivare a cose più importanti. Io, quello che è stata la mia difficoltà principale quando sono arrivato lì è stata la medicina, l'approccio scientifico. Cioè, loro hanno dei concetti e delle idee che vanno ben oltre quello che uno vorrebbe imporre. Io credo che gran parte delle loro difficoltà sia anche data da una necessità di avvicinarsi sempre più possibile all'Occidente, quasi un'opposizione che vogliono fare i paesi occidentali che conquistano quelle zone o che governano quelle zone, che a loro praticamente non può mai attecchire lì in un paese, in dei paesi come quelli africani. Loro lì hanno ancora la cultura degli sciamani, quindi Che è un po' il loro medico. il rito dello sciamano è ancora diffusissimo. Mi ricordo che Tu ne hai incontrato uno Sì. personalmente? Sì. Com'è? sì, la figata. È un'esperienza. La cosa bellissima. Praticamente, a parte che normalmente le persone di colore in Africa è difficile che noti che abbiano la barba molto lunga, molto folta. Invece questo praticamente ha sta barba lunghissima. E il più anziano, ovviamente magrolino, e un po' con la gobba, e stava lì con tutta sta gente attorno. Che era successo? Una delle persone praticamente di una famiglia importante del Benin, dove ho fatto la mia terza missione, si era ammalata. Non sapevano che cos'era. Successivamente si scopre che era un tumore. Nel frattempo
questa famiglia si era affidata allo sciamano di città. Questo sciamano ha Un po' tipo il riunito, medico di base là, praticamente. un po' il medico di base. Certo. ha riunito praticamente tutte le persone della famiglia chiedendone degli effetti personali. Quindi che potessero essere una borsa, piuttosto che una maglietta, piuttosto che una qualsiasi cosa, un fermaglio per i capelli. Ha preso i capelli della persona malata, ha messo tutto quanto all'interno di un braciere, gli ha dato fuoco e ha cominciato praticamente a soffiare Certo, sopra con delle foglie di palma secche per farle inalare alla malata. certo. Così il supporto praticamente di tutta la famiglia l'avrebbe fatta guarire. Quindi sono delle cose talmente carine, talmente poetico, belle è poetico. da vedere che Non so effettivamente terapeuticamente che quanto possa aver no, giovato. ho cercato, ho fatto ricerche di articoli, non ce ne sono. Quindi ho assodato il fatto che non È funziona. sicuramente un bel gesto. Più danni che altro. Hanno fatto danni, però è sicuramente un bel gesto emotivo, come dire. Sì, è un bel gesto di vicinanza. Chiaro, Cioè, fa esatto, sentire quella esatto. vicinanza. Ci sì. sta. Wow. Quindi sì, effettivamente mi fai capire da questi tuoi racconti che c'è una mentalità di spensieratezza, c'è questa attitudine ad essere molto spensierati. Sai che penso? Penso che lì è il contesto di base che è differente. Noi non capiremo mai quel modo di pensare perché per noi la pioggia non è una cosa che ci fa divertire perché c'è la pozzanghera e ci giocano grandi e Una piccini. rottura di palle. Mi rompe solo le palle perché si blocca la città, i mezzi pubblici non cioè, capito? È proprio l'impostazione che è differente. Allora, io vi dico una cosa, no? Un aneddoto che poi è esplicativo. Io sono una persona molto ansiosa, Ok. molto ansiosa, ansiosissima. Quindi, paradossalmente, quando prendo per esempio un aereo, magari in Italia sto più tranquillo, ovviamente quando sto là sto più con l'ansia. E invece è proprio il contrario. Qua arrivi sotto sotto, c'hai determinate facilities che ti permettono comunque di arrivare prima, cioè, per esempio banalmente il fast track. Là invece loro non hanno nulla, e invece lì loro praticamente arrivano con calma. Io voglio andare sempre un po' prima, dicono mi dovete accompagnare almeno 3 ore prima perché devo stare là, perché se no l'ansia non mi fanno partire, adesso qua mi scade il visto. Lì l'ansia non esiste. Mi guarda e fanno pole vuol dire stai calmo, Relax. stai senza pensiero. Bravo. Cioè, da oggi per me è Pole e sta senza pensiero. Grande, lo farò mio questo modo. bellissimo pole. Quindi Ovunque lo dicono, o pole o Hakuna Matata. Una matata, non ci pensare. vivono quindi con molta appunto spensieratezza, Sì, senza spensieratezza. ansia. Ma Ovviamente lì, ragazzi, bisogna comprendere anche il contesto, come appunto diceva, perché non ci sono grandi uffici, non c'è un'economia grossa, cioè non ci sono grandi multinazionali, non ci sono grandi C'è imprese. meno a cui pensare. Quindi loro fungono, ed è poi la causa forse primaria della povertà dei paesi africani, loro fungono principalmente da riserva di materie prime. Quindi loro vengono principalmente sfruttati. Mi sto rendendo conto della boiata che ho detto. te lo farò fare io. Però aspetta, è che è stata interpretata male da te. Sì. Mi hai fatto E ridere. anche da tutti gli altri, Da per cui tutti quanti. correggiti Certo, prima che mi arrivi in merda. prima che tutti smettono di seguirci, correggiti. Giulia è stato molto bravo da Non è che hanno avanti, meno a mi ha cui sentito pensare, detto, Beo, mamma non è che mia. hanno meno a cui pensare. Certo, e come lo posso dire? Perché hanno problemi molto diversi. Bravissimo, Ecco qua. bravissimo. Ok, esatto. ok, abbiamo fatto Ok, chiarezza. Chiariamo. Ok. Grazie Giovanni, lui è il mio traduttore personale. Sì. Prego. Mario non parla swahili, però io lo capisco lo stesso. Sono molto vicino allo Swahili. Vai, prego Giulio, scusami. No, vabbè, diciamo che, e quindi è quello il problema, loro fungono come riserva di materie prime, quindi lì troviamo diamanti, troviamo oro, troviamo petrolio, troviamo banalmente spezie, lo zafferano, la cannella, piuttosto che la vaniglia vengono esportati in tutto il mondo e poi vengono rivenduti a 10, 100, 1000 volte il prezzo di partenza. E questo non fa altro che penalizzare quei territori perché non permette loro di crescere. E vengono sfruttati, immagino. Sviluppare invece lì delle multinazionali con una forza locale, quindi che nasce lì, ha sede lì e prende i suoi lavoratori lì, permetterebbe sicuramente di ampliare e di migliorare la loro situazione a livello economico. Vi faccio un esempio.
In Benin noi siamo stati un bel gruppo di persone fatto di medici e personalità del mondo, diciamo, delle istituzioni, tra cui anche il console del Benin, il dottor Giuseppe Gambardella. Lì siamo stati ad aprire ed inaugurare diversi punti ospedalieri, maternità e tutto. Gli ultimi giorni in cui volevo staccare un attimo da tutto quello che era stata l'attività di quei giorni, andammo all'interno di un resort locale a Ouidah. Ouidah è un paese che si trova appunto in Benin, dove è partita la tratta degli schiavi nel 400. La tratta degli schiavi per il Brasile, quindi i portoghesi prendevano gli schiavi lì e li portavano in Brasile. In situazioni che ci hanno raccontato terribili, cioè, se ripenso a quello che abbiamo visto mi viene da piangere, cioè una cosa bruttissima. Loro li mettevano all'interno delle specie di gabbie, incatenati e sempre praticamente piegati, dove loro avevano praticamente, lì facevano i propri escrementi ed erano praticamente tutto il tempo lì, da quando praticamente venivano preparati a quando venivano portati sulla nave fino a quando venivano poi scaricati e venduti in Brasile. Però non è questo di cui volevo parlare, però volevo fare un passaggio su questa cosa. Quindi Ouidah è tristemente conosciuta per questo motivo. Oggi sta ripartendo, a distanza di 700 anni, con il turismo principalmente africano. Dal Benin, i territori vicini del Burkina Faso, della Repubblica Centrafricana, piuttosto che della Nigeria, piuttosto della Costa d'Avorio, vanno lì a fare un fine settimana. È bello, sono spiagge enormi, bellissime, palme da cocco e tutto, ma soprattutto vanno lì per conoscere la bellezza e la tristezza di quei posti, perché da un lato c'è la porta, diciamo, di non ritorno, quindi la porta degli schiavi, è proprio una porta, io ho anche una foto, non so se è sul profilo, non mi ricordo, c'è la porta di non ritorno, e dall'altra a fianco c'è la porta di arrivo, dove 3 suore arrivarono e cominciarono a liberare praticamente gli schiavi nel 700. Quindi per questo motivo è un territorio molto ma molto visitato e sta rinascendo grazie a questo turismo. Stanno migliorando, hanno fatto le strade, hanno fatto un ponte, cioè cose che in Africa sono quasi impensabili. Dicevo prima di attaccare, non so se me l'avete fatto prima o dopo, perché me l'hanno fatto a tradimento, cioè non mi hanno detto quando cominciavamo, me l'hanno detto così. E quindi comunque io partirò il 30 luglio per la Costa d'Avorio con l'associazione per la mia prima missione, di cui ho una paura fottutissima, certo, perché giustamente stavolta non sono attaccato ad altre organizzazioni, no, È la tua sei tu in prima persona. è la mia, quindi è abbastanza complesso. Per Con esempio, quante persone sarai? pochissime. 2, ok. Però dai, cominciamo, questa è la prima, poi vediamo. Ma infatti proprio questo ti volevo chiedere, nel senso, tu poi hai deciso di intraprendere questo percorso poi in prima persona, nel senso quindi di metterti in gioco al 100%, a 360 gradi e dire io creo la mia di associazione, fondazione che si occuperà di questo tipo di attività. E nel pratico, nel concreto, che hai fatto? Cioè come si fa? Allora, farlo ragazzi è semplicissimo a chiacchiere. Ecco. Perché io quando chiesi a una persona importante, dissi: scusami, ma tu che te ne occupi, mi sai dire come si fa un'associazione? Vorrei creare la mia associazione di volontariato per l'Africa principalmente. E lui mi fa: no, è che ci vuole, basta che vai dal notaio, fai un atto costitutivo con 3 soci e poi successivamente cominci a fare praticamente i lavori dell'associazione. Ottimo, perfetto. Vado dal notaio, dico: guardi notaio, mi hanno detto che devo fare in questo modo. Sì, mi deve pagare 1.500 euro per l'atto costitutivo, poi successivamente altri 1.500 euro praticamente perdevo, gli do 3.000 euro, giustamente, l'associazione parte a costo zero. È chiaro? 3.000 euro io li spendo più volentieri per comprare materiali, farmaci, per portarli lì. E allora ho detto, non me ne voglia, ma evito. Ci penso un secondo. Ho cominciato a farlo invece con un commercialista, con un amico, e quindi ci siamo costituiti
effettivamente ad agosto dello scorso anno, del 2022. Però c'è un problema. Lo Stato italiano ci penalizza. Anche sulla beneficenza. C'è la riforma del terzo settore. E nasce il famosissimo e odiatissimo, scusatemi, registro unico del terzo settore. Ok. Cosiddetto RUNS. Il RUNS riunisce tutte quelle che erano le ONLUS, le ODV, le ADV, eccetera, 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 presenti in tutta Italia, che devono adeguarsi a delle normative nuovamente stabilite dopo la Costituzione che avevo fatto e pagato Per fatti, circa 400 certo. per fare l'associazione. Non vanno bene più il numero di soci iniziale, ma ce ne vogliono un minimo, e per ottenere il 5 per 1000 piuttosto che partecipare ai bandi, eccetera, eccetera, devi essere obbligatoriamente iscritto, quindi senza quel bando non puoi fare farlo. nulla. Esatto, ottimo. E allora è stata una ricerca terribile di soci, di persone, soprattutto di documenti. Abbiamo firmato gli atti un sacco di volte, ci hanno fatto firmare lo statuto. Comunque abbiamo fatto tutta la procedura, diciamo, formulando la formula finale, scusatemi il gioco di parole, con 7 soci attivi nel direttivo il 16 dicembre, 15 dicembre, il 16 abbiamo fatto l'inaugurazione effettiva a Napoli, alla Basilica dello Spirito Santo a Via Toledo, ma l'atto del RUNS è arrivato circa 2 settimane fa. Quindi, nel senso, Distanza di per 6 farvi mesi capire, praticamente. no, a distanza di un anno. Ragazzi, già, certo, ormai perché siamo la quasi- domanda mi sorge spontanea? Perché aiutare e fare del bene è così È così complicato? difficile, è così una rottura uno alla di fine palle. molla e dice mi faccio i cazzi miei. Allora, oggi faccio un appello sfruttando la vostra cassa di risonanza. Ok, faccio un caffè nel mentre. Vai, Volentieri. appello con caffè. Apollo con caffè. Appello con caffè. Fare del bene è difficilissimo. È difficilissimo quando ti affidi a chi non è te stesso. Io so che posso fare del bene fin quando la mia colonna mi sosterrà e mi permetterà la mia mente folle di viaggiare in giro per il mondo alla ricerca di chi ha bisogno. Io dico sempre che non mi sono concentrato su un unico paese perché io vado dove hanno bisogno. Quello che è il mio obiettivo da oggi ai prossimi anni è di costituire un pool di medici e non medici, quindi persone anche appartenenti a tutt'altri tipi di professione, perché tutti possono fare la differenza. Tutti. Anche voi. Tutti. Basta volerlo fare. Grazie. Ma figurati. Grazie Non le bene. chiedo se mi passa una sigaretta. Bene. Grazie. E ok, non vi temo. Fumo, sì, sono un medico e fumo. Sono un dentista e fumo. Però il caffè, ragazzi, mi dispiace, la colpa è sua. Certo. Vuoi un po' di zucchero? No, grazie, la prendo avanti. Ok. Napoletana. Sarai molto d'accordo con Giovanni. E quindi dicevo, tutti possono fare la differenza. Quando ti affidi ad altri diventa complicato. Quando ti affidi alle istituzioni. Io sono stato al Palazzo della Regione Campania da un amico, da un consigliere regionale, il quale mi ha detto, quelli non ci stanno fondi. Quello non si può fare niente. E come ti possiamo aiutare noi? Vado dalle aziende sul territorio, a parte alcune che vi racconterò a breve, e mi dicono no, progetti che non possiamo finanziare. Addirittura la Regione Campania finanzia progetti solo se vanno a valorizzare il territorio. Addirittura io volevo valorizzare il territorio. Ho detto va bene, facciamo una cosa. Facciamo una bella partnership tra le università campane e le università africane, l'università della Costa d'Avorio dove andrò adesso, e permettiamo uno scambio di studenti. E i soldi chi ce li dà? Cioè, ci sono proprio dei limiti che ti vengono messi dalle istituzioni quando vuoi fare del bene. E questa è una cosa, ragazzi, schifosa. Perché persone in difficoltà ne sono tantissime. Io lavoro in un centro che si chiama Piemonte della Misericordia, che si trova all'interno dello stesso museo che si trova a Via dei Tribunali 253. E ieri viene un ragazzo di colore, camerunese, rifugiato, che... Nero. Ragazzo nero. Ragazzo nero, ragazzo di colore, rifugiato.
abbiamo imparato da Silvestro Baffo che non si dice di colore perché è offensivo, si dice nero. Vabbè, comunque... Nel caffè. Vero? Davvero? Grazie. Mamma mia. Vedi che È ti dicono per me terribile. che non piace, sei tu. Hai ragione, hai ragione. Ci voleva. Vabbè, comunque, tornando a noi, camerunense, il quale viene, apre la bocca e mi dice, guardi, mi fa capire che dovrebbe rimettere dentro. Ovviamente faccio il preventivo che nonostante tutto, anche in questi centri, ha un costo, È chiaro. e mi dice, io come faccio a pagare? Io lavoro nell'edilizia, il capo mi tiene al lavoro dalla mattina alla sera, non mi paga già da 3 mesi e adesso ci hanno anche sospeso il lavoro. Quindi io non so proprio come pagare. E ho detto, giustamente mi sono trovato in difficoltà. Ho detto, ora a chi lo mando? Cioè, ora a chi contatto? Ecco, Che chiaramente questo non è deve possibile esserci. farlo pro bono. Questo è proprio quello che la Regione Campania dovrebbe fare, a mio avviso. Per esempio, ecco, cosa può fare la Regione Campania? Fare una rete. Mhm. Mettere e dare la possibilità a noi professionisti di sapere su chi contare. In questo senso. E nel senso contrario, chi va a dare contributi all'estero. Io non voglio fare autopromozione, te l'ho detto all'inizio, ho sempre paura di mettermi davanti a una telecamera perché può sembrare spesso un'autoesaltazione. Ed è l'ultima cosa che vorrei fare, anzi, se sono qui oggi lo devo a Mario perché l'ho conosciuto telefonicamente, ma l'avevo contattato per tutt'altra cosa. Certo. E quando me l'ha chiesto, ne ho parlato prima con la mia associazione, con tutti i soci. Ho detto, secondo me può essere una buona idea farlo? Mi hanno detto di sì. E lo sto facendo quindi anche per loro. Noi attualmente abbiamo bisogno di soci, ma non soci soltanto a livello economico, soci volontari, persone che danno un contributo, persone semplicemente anche che vogliono fare un'esperienza. Io vi assicuro che arrivare lì, uno mi chiede spesso, e che facciamo? Cioè, scusami, guarda, che facciamo? Cosa non facciamo? Esatto, penso sia pieno Lì di cose ti da fare. improvvisi a fare tutto, dal ridipingere una parete fino all'aiutare il bambino. Quando siamo andati a Zanzibar la prima volta, io andai con un ragazzo di Torino, di questa associazione di Goccia d'Amore, chiamato Federico. Federico ed io, lui un po' più piccolo di me, io devo comprare le sigarette. E come scendiamo da questo alloggio dei volontari che avevamo e dico, dobbiamo trovare un tabaccario. Ovviamente, parlando sempre Swahili, capisco un cazzo. È chiaro. E allora spiego che devo fumare perché non ce la faccio più. E allora mi indicano una bottega che è sul finire della strada. A 45 km. Circa 100 km. Ecco qua. Però questo è un dettaglio. E camminando notiamo sto bambino che io subito comincio a fare di foto perché dico, io veramente devo far capire a chi è in Italia che cosa vuol dire qua. Sto bambino sarà stato alto 50 cm, 60 cm, avrà avuto un paio da 3 o 4 anni, 5 anni, ma massimo 5 anni. Camminava su sta bicicletta altissima con 2 taniche d'acqua, ragazzi, ma 2 taniche d'acqua pesanti caricate dietro, a parte con un equilibrio che Silvan sposta. Certo. Cioè, veramente Invidiabile. mago. Chiaro? Cioè, io non- Philippe Petit. ma proprio bravo, Sì. cioè, proprio- ma manco arrivato a capire una cosa del genere, come fosse possibile. Come ci è salito? Comunque, lo guardo e dico, mannaggia, gli occhi secchi. Cade il bambino, cade davanti a noi, si sbuccia il ginocchio, ma soprattutto, cosa peggiore, cade l'acqua. È chiaro. Ok. Quando cade l'acqua, io vedo la disperazione nei suoi occhi, perché poi capiamo, perché diciamo, lo accompagniamo noi. Ragazzi, Da dove veniva questo bambino? Quanti Quanti chilometri? 6 chilometri sotto al sole per andare a prendere l'acqua perché in casa non ce l'avevano. Perché non Mamma potevano mia. lavarsi, non potevano scaricare, non potevano proprio vivere. E allora questo si era fatto tutto questo percorso per andare a recuperare l'acqua. Giustamente l'abbiamo riaccompagnato. A prendere le taniche, Accompagnare a prendere pile, l'acqua. torna indietro. L'acqua fortunatamente lì è molto presente nel sottosuolo. Per prenderla dal sottosuolo ci sono bisogni di pozzi. Questi pozzi hanno dei prezzi che fino a 20-30 anni fa, tutti i pozzi che si sente che ci sono stati fatti in Africa, sono dei pozzi che sono stati fatti 30-40 anni fa, dove la metodica di scavo
era di uno che praticamente scendeva e scavava col piccone Qui sono fatti la vecchia praticamente- maniera, una schifezza. fino praticamente a scendere a trovare l'acqua. Ma a parte la schifezza, con il rischio che muoia. Il rischio principale è che muore, perché non ci vuole nulla che gli carica un masso di grosso Certo. di terreno addosso e praticamente quello non riesce più a muoversi. Non ci sale più dalla... E allora che cosa è successo? Da quando i pozzi costavano 2-3 mila euro, oggi costano 30-40 mila euro perché ci sono i macchinari. E allora fare un pozzo oggi, ragazzi, costa tantissimo. Certo. Se non abbiamo un aiuto da parte di grandi imprese di industriali, fare queste cose diventa impossibile. E allora uno dice perché poi quelli hanno fatto quel pozzo, quell'asilo, quell'ospedale. Oggi l'azione, secondo me, per come la vedo io, ed è poi il motivo per cui ho fondato l'associazione, io ho avuto una brutta delusione. Sono partito con una grandissima organizzazione che ovviamente, data la situazione, non posso dire chi è, che su 10, 15.000, 20.000 euro che arrivavano sul conto bancario, 18.000 venivano intascati da chi doveva intascarli, 2.000 euro andavano agli asili. Questa è sempre la preoccupazione di tutti quelli che vogliono provare a donare. Esatto, per qualsiasi cosa, ragazzi, vi parlo WWF, Unicef, qualsiasi ente benefica, quando si parla di beneficenza ci sta sempre la persona che storce il naso e dice e quanti di questi soldi effettivamente poi vengono donati? Fa benissimo a storcere il naso, si fa bene, ma bisogna infatti capire che le organizzazioni più grandi sono, più c'è la possibilità che questi soldi scompaiano, perché i bilanci sono di decine e decine di milioni di euro, quindi su decine e decine di milioni di euro fare degli imbrogli è più facile, su poche migliaia di euro, pochi spicci è quasi impossibile fare degli imbrogli, anche perché noi il bilancio lo dobbiamo presentare, il bilancio è pubblico. Quindi è pubblicato. Cercate il bilancio dell'Unicef, poi cercate. Sono 10.000 e passa pagine solo praticamente per il primo semestre, quindi capirete quanto poi sia complicato. E poi ovviamente è facile mettere delle spese, ragazzi. Allora bisogna capire un attimo un concetto di base che è fondamentale per la comprensione. Qui in Italia si è razzisti verso i neri, lì si è razzisti verso i bianchi. Cioè questa è una cosa che deve esservi chiara. Cioè non è che il razzismo c'è solo qua, anzi il razzismo è molto più radicato là. Cioè quando arriva il bianco loro lo chiamano lo sciocco, scemo. Perché? Perché il bianco è visto sempre come quello che eroga i soldi, quello che dà, e quindi è quello da fottere, da fregare. Quando andai la prima volta a Zanzibar, comprai dei biscotti che mi servivano per colazione, perché non vi dico sotto il piano alimentare che cosa c'è, perché piccola parentesi, lì praticamente c'è un consumo di zuccheri altissimo. Cioè, non l'avrei mai detto. Forse vabbè, frutta. No, al contrario, perché loro praticamente nei biscotti trovano una soluzione economica per mangiare in più persone. Ecco. Quindi è molto più facile sfamare con i biscotti piuttosto che sfamare con delle proteine, quindi per questo motivo. Piccolo appunto. E quindi c'è una percentuale di diabete e una percentuale di carie altissima che non c'è da nessun'altra parte del mondo. Vabbè, detto questo, andai a comprare della cioccolata per i bambini, che erano praticamente lì appostati fuori dall'alloggio dove eravamo noi. Porto la cioccolata a questi bambini spezzandone dei pezzetti, dandogli un pezzettino ciascuno. Oh ragazzi, sono arrivato, mi hanno cominciato a praticamente a tirare, a strattonare, si volevano prendere il telefono di mano, si volevano prendere tutto. Perché? Perché c'è quella mentalità. È una mentalità dove il bianco è ricco, il nero è povero, quindi il nero deve mangiare, il nero ha fame. Vabbè, chiaro, loro vedono quello che stanno vivendo in quel momento. Quindi è comunque sotto questo profilo bisogna capire dove vai a fare queste missioni. Vai a fare le missioni in un paese, come diceva all'inizio, che crede ancora agli sciamani. Vai a fare le missioni in un paese dove possono fregarti. Ed è questo il nucleo. Perché io non voglio fare un ospedale? Perché ho paura ad inviare soldi lì? Perché io credo che quei soldi se li mangiano. E non vengano utilizzati come meglio. Perciò io quando credi. ho fondato l'associazione, io l'ho detto a chi è entrato nell'associazione, io non voglio
fare ospedali, non voglio fare asili, non voglio fare scuole, perché una scuola che a loro costa 3.000 euro, a me ne costa 30.000, 35, 40.000. E allora è meglio potenziare le strutture che hanno con dei risultati che sono tangibili, piuttosto che sprecare soldi dei contribuenti, sprecare soldi di chi dona all'associazione. Chi dona all'associazione è il cittadino che se la sente di fare la differenza, o almeno di provare a far cambiare un po' le cose. E vi assicuro che le cose così non cambiano. Mandandogli soldi, ora non so, nessuno me ne voglia, però è un po' quello che è successo in Italia con il reddito, o meglio, una misura lodevole, una misura importante e necessaria, ma una misura che andava studiata meglio. Lì è come se loro campassero solo di reddito, quindi loro praticamente hanno sempre chi eroga, chi dà, quindi per dei periodi limitati c'è chi gli porta i pasti, c'è chi gli manda i soldi e quindi chi fregare, c'è chi fa un lavoro lì, chi investe, ci sono, non lo so, dei mercanti che portano che importano, esportano delle spezie piuttosto che altro, e allora loro lì prendono e spendono immediatamente. Loro non hanno proprio la filosofia del risparmio, loro hanno la filosofia di spendo perché c'è fame. Allora la mia idea oggi come presidente dell'associazione è un'altra. Oggi quello che sto cercando, e lo posso anche dire perché non è un segreto, è di lavorare principalmente sull'istruzione, ma un'istruzione di un altro tipo, nel senso vorrei fare delle partnership con delle università italiane, principalmente sto studiando una partnership con Unipegaso, perché vorrei portare un sistema di educazione a distanza attraverso internet, attraverso i satelliti di Musk. Ok. Loro lì praticamente le infrastrutture per avere internet fisicamente, cioè portare la rete internet in tutti i villaggi è impossibile, perché hanno troppe difficoltà, troppe penalizzazioni proprio strutturali. Vi dico, non c'hanno la corrente, Figurati, certo. figurati. Con i satelliti sarebbe molto più semplice, perché avendo una connessione satellitare, anche se limitata delle ore della giornata, in quelle ore loro possono connettersi. E quindi sfruttando i generatori che loro hanno in dotazione negli asili, oppure anche pannelli solari, possono facilmente attaccare praticamente i modem E durante quelle ore del giorno fare lezione. quindi o a fare delle lezioni a distanza oppure sviluppare delle peculiarità e delle conoscenze specifiche, quindi attraverso Unipegaso ad esempio. Io ho provato a lavorare anche sulla Federico II, è l'università più antica del mondo. È l'università più antica del mondo, ok. È l'università più importante forse del Mezzogiorno e sicuramente d'Italia. È un'università dalla quale sono usciti grandissimi nomi della medicina, dell'architettura, della politica, dell'arte, di tutto. Eppure sono stato lì a parlare col rettore, ho parlato con la presidente del corso di medicina e ho ottenuto nulla. La mia intenzione era sicuramente, per quanto lodevole, complicata, perché creare queste sinergie con questi paesi terzi è sempre complicato. Ovviamente c'è bisogno di finanziamenti, c'è bisogno di starci dietro a questi progetti. Ma ragazzi, che risultato sarebbe per loro e per noi? Aiutarli. La persona che ho visto ieri lavorava lavorava nei cantieri edili perché l'ha sfruttato, perché nel paese di origine è dovuto scappare dal paese di origine. È scappato per la guerra. Ma possono essere 3, 4, 5 paesi che hanno la guerra. Ragazzi, tutto il resto scappano per la fame. Scappano perché non hanno un futuro, non hanno un'aspettativa di vita. Noi qui diciamo: che cosa faccio dopo il liceo? Vado all'università o apro un'attività? Cosa faccio? Me ne vado all'estero? Loro lì non ce l'hanno questa possibilità. Andare all'estero per loro vuol dire emigrare dalla Repubblica Centrafricana alla Tunisia, trovando delle situazioni che spesse volte vengono discriminati stesso loro, perché i tunisini prima mangiano loro e poi fanno mangiare gli altri, per dire la Tunisia, ma sono un po' tutti i paesi così. E allora bisogna aiutarli lì, dare lì,
creare lì. E allora la mia azione attualmente, visto che sono comunque poco supportato dalle istituzioni, è quella di continuare a fare quello che ho fatto fino ad oggi nelle ultime 5 missioni. La Costa d'Avorio è una chance unica. Io partirò con una donna che si chiama Fatou Diaco, che è la direttrice dell'ufficio migranti di Napoli, è una mediatrice culturale, è una donna di un'intelligenza sopraffine, è una donna che ha fondato un'associazione che si chiama Hamef, un'associazione per le donne africane. Potremmo stare qui a parlare per ore. Ci sono troppe cose che a me mi hanno fatto storcere il naso quando sono stato lì e quando poi ho approfondito cos'è l'Africa. Sotto il profilo lavorativo, sotto il profilo dello sfruttamento, sotto il profilo dello stupro, sotto il profilo della mutilazione, sotto il profilo dei bambini, sotto il profilo della mancanza di istruzione, sotto il profilo delle malattie. Sono territori dimenticati dal mondo. E quello che voglio io, e forse quello che vogliamo tutti, voglio un paese più giusto, voglio un mondo più giusto, voglio un mondo più corretto, ma soprattutto che non si volti dall'altro lato, perché è facile voltarsi dall'altro lato, ragazzi, è facile dire io non vado in missione perché devo partire, è facile dire devo lavorare e non parto, è facilissimo, quante volte avrei potuto dire no, non vado? Giulio, io penso che hai perfettamente colpito e centrato il punto. Io penso che tu abbia oggi qui raccontato delle storie importanti, hai raccontato un piccolo pezzo di Mamma Africa praticamente, e sapere che comunque ci sono persone come te che così giovani che portano progetti del genere, c'è ancora speranza. Sì, è rincuorante. E spero che faccia da megafono e aiuti il tuo progetto, questo episodio. Grazie. Quindi ti ringraziamo tantissimo per essere passato e grazie per aver raccontato la tua storia. Per averci raccontato Grazie un po'. mille. Grazie mille.